Care Aquile, bentornate in questo momento particolare. Aquile dal Friul con Aquile Libere si dedica a una puntata speciale che va in onda appunto in questo momento molto importante. In questo mese di giugno si ricorda quello che è stato uno dei padri fondatori della nostra patria, forse il più importante, e mi riferisco al beato Bertrando di Aquileia. Il 6 giugno del 1350 il beato Bertrando venne assassinato nei pressi di San Giorgio del Ghindelda. Nel luogo esatto in cui egli venne appunto giustiziato è sorto un ceppo commemorativo. Da quell'epoca, o quasi, fino ad oggi, ogni anno si celebra il 6 giugno esattamente la sua memoria. Quest'anno si è celebrata appunto in pompa magna, come ogni anno, quella che è stata la manifestazione in suo ricordo, e anche quest'anno naturalmente Aquile dal Friuli non potevano mancare. Si è recato bene sul posto Luca Campanotto, a cui lascio spazio e vi dedico appunto questo video, godetevelo e buona visione. A Sant Giorgio de Richinvelde il 6 di giugno del 2021 soica dal puesto dell'Eglesiuta di San Nicolau sul puesto dall'attentato dal Beat Bertrand, patriarca di Aquileia, con pre-Italico Gerometta, il plevanda Iasins, de storiche plev di San Martin, rettor dal importanton santuari dal San del Signore a Clausiet, che è venuto per annuale commemorazione dal patriarca di Aquileia, il Beat Bertrand di Saint-Genis. Mandi, Don Italico. Buondì. Allora, pensavi di partire proprio dalla fieste di Vue dal Corpus Domini, ma anche dal Beat Bertrand e dalla vita di questo grand omp, così poliedrico, che è un omp di potere ma anche di spiritualità, di diritto e di culture, insomma un grand omp per il Friul. Certamente, un gran top al Friul, non solo per il Friul, ma anche per tutto il patriarcato di Aquileia, un uomo di Dio, come Copudin Dia, le beato, venerato da tutta la Iglesia, in particolare dalle nostre comunità, un uomo che l'ha saputo mettere in pratica veramente come che il Signore l'ha voluto, mettere in pratica il Vangelo del Signore, ci rinda da dare la sua vita al Signore, ma è che quest'amore l'ha portato veramente a donare la sua vita per il bene della sua chiera, per il bene della sua int, per il bene del patriarcato. E la sua vita è una testimonianza biela del suo impegno, soprattutto a difendere la pura int, a difendere i puers, a difendere che noi avevano vuas, contro, come cosa vin, contro i prepotenze, contro gli arroganze. E quindi lui ha saputo mettere in pratica veramente questo amore per la sua chiera, in particolare per la sua int. E Don Italico l'ha presieduto la celebrazione di Vue, una biele messa, una vorrei partecipare con una biele predica che ha rievocato la vita del Beat, anche con la processione sul puest dall'attentato, dove è stato pugnalato, Savin che è stato portato a morire cada urta alla Glesiute di San Nicolau
là che hi ha anche una grande venerazione per il Beato, no? Sì, una grande venerazione, non solo da questo paese, ma dai paesi vicini, è considerato anche un gran patrono di tutti i paesi nostri, e questa venerazione si manifesta anche in qualche momento devozionale. È famosa la sua intercessione davanti il Signore per le malattie della pelle. È abitudine e usanza della nostra gente strofinare sulla pietra da che è stato copato il Beato Bertrand un fazzoletto che dopo il servizio permette sulla sparsa della pelle che ha qualche problema. Ecco, segni devozionali che bisogna sempre, ecco, accettare e anche valorizzare, che sono espressioni che segni della fede della nostra gente. Sì, dopo hai veduto che sul puesto la statua dedicata al Beato alluviò tanto che difensore dai piccoli, dai deboli, dai fruttini, dai canais. Esatto, sì, la iconografia, come si dice, li rappresenta anche con canais, frus, donde di lui, segno della sua protezione anche a favore dai piccoli, dai canais. E continuando a fare proprio di questa grande venerazione che è per il Beato, pensi anche a tutto il Friuli, slargiando un po' a tutto il Friuli, il fatto che alle venerato sostanzialmente su tutti le tre arcidiocesi e diocesi di Gorizia a Udin fino a Concordia, anche se le dome Beat, là una larga venerazione territoriale che va a unire tutto il Friuli. Certamente, sì, le venerato proprio per tutto il Friuli, come segno anche di riconoscenza e di gratitudine verso il suo operato, certamente. A dire la verità, no, comunque ci rende di tornare sempre volentieri a Concordia, perché par da buon vi udin che sul puesto, dalla zona qui di Cadalaga, alle une vore venerate, quindi ci rende anche di dat di tutta la venerazione che hai sul puesto. Ma naturalmente dopo l'estate portata a Udin, alle sotterrate dall'Iglesia metropolitana a Udin, e anche dal museo, dal domo di Udin, si conservano i cimelis dal Beat. È una venerazione anche là. Pensi per esempio al fatto che la bandiera furlane avven dal Beat sostanzialmente. Sì, ecco, sì, la venerazione, la devozione a questo Beata è tan presente anche a Concordia, perché lui è stato copato appunto dalla diocesi nostra di Concordia Sagittaria, Concordia Pordenone, e quindi alle Clarca seta venerata in Chiauchi. Il dica il l'han chiapat, il l'han copat, all'indossava qualche paramento che riportava, come che lo usava lui, dai paramenti, portava il segno dall'aquila, quindi era già presente, ma era presente naturalmente prima l'aquila, che il Beato Bertrand l'ha saputo valorizzare e conservare e mantenere come segno identificativo dal patriarcato e dal nostro Friuli. Infatti i sia paraments erano spesso bordati di che simbolo, di che segno dell'aquila, che dopo la bandiera ha chiappato. E in occasione proprio dell'attentato del 6 di giugno del 1350 noi vin una delle prime attestazioni storiche documentate proprio dall'esistenza e dalla funzione di che simbolo dall'Iglesia ma anche dal Stato di Aquilea, perché assicciate proprio sui paramenti che sono conservati anche a Udin. È un elemento importante che va a unire tutto il Friuli. Si lasciano così o al vuoi fa un'ultima riflessione?
Ma un augurio, una speranza che l'impegno che il patriarca Bertrand ha avuto per la nostra chiesa possa continuare. Ecco, speriamo che, come dicevi la predica prima a messa, che la sua fede, la sua volontà, la sua passione per la sua chiesa, per la sua int, possa essere di esempio a tutti, alla Chiesa dal dì di via, ma anche ai nostri amministratori. E lui ha voluto bene anche a questa chiesa e speriamo proprio che anche il dì di via il nostro Friuli e soprattutto questa nostra zona possa essere rispettata dalla sua integrità, dalla sua bellezza, che non viene deturpata, ma che resti sempre una chiesa ospitale, bella e naturale, come che si arrivata a mantenerla fin come. E speriamo che hanno vetin da rimpiangi, da vai, come si dice in furlan, asin, da vai la situazione nuova proprio da nostalgia di una chiesa, di una naturalità che può essere anche a perdi, che questa natura, che questa chiesa poi sa veramente restare così bella come è e come la viene rivuta in eredità dai nostri svecchius. E lo ringrazio intanto anche per queste riflessioni, per queste testimonianze e pardut don italico. Questa riflessione arriva dalla rive dal Tilimen, così, che viene occhi da Ur e grazie di tutto il Friuli alle cultura, le lingue, le identità, le popoli, le umanità, ma le anche l'ambiente naturale furlan che viene in regalo dal creatore. Quindi ringrazio di tutto, una bellissima giornata. Lo ringrazio anche per queste interviste e grazie alle prossime. Grazie e mandi un saluto a tutti. E mandi a Clausiet. Grazie. Mandi. Un saluto a tutti i confratelli, un saluto a tutti voi, alle autorità qui presenti. Ringrazio per essere stati invitati a questa messa, per condividere con questa comunità e con tutto il Friuli questa festa importante. Il mio furlan, come sabia, è un furlan asin, però si capisce stesso. Riguardiamo in questa domenica la solennità dal corpo e dal sangue del Signore, dal Corpus Domini. La fiesta che nos riguarda il più grande regalo del Signore per noi. Al nos ha dato la sua vita. In questa domenica del Corpus Domini riguardiamo come ogni anno, la prima domenica del mese di giugno, la straordinaria figura di quest'uomo, il Beato Bertrand, patriarca di Aquileia. Conoscendo la sua vita, conoscendo la sua storia, la sua fede e conoscendo anche la sua passione per il suo popolo, per la sua int, il suo amore per il Signore. E proprio la sua fede, la sua passione e l'amore per il Signore hanno fatto dal Beato Bertrand un grand'uomo, un uomo di Dio e un uomo per il suo popolo e per la sua int. Bertrand ha messo in pratica la volontà del Signore, ha voluto bene alla sua int, ha voluto bene alla sua chiesa, ha voluto bene a questa chiesa locale, fia o come di quel gran patriarcato e della Chiesa di Aquileia, e ha fatto onore al patriarcato e ha fatto onore alla nostra Chiesa. E come a cosa vin ben, lui ha voluto ben soprattutto i puers, ha dato vuas a chi che non avevano vuas,
ha difenduto i puers dalla prepotenza dai siors e ha difenduto i puers contro i prepotenza che gli sfruttavano. Bertrand, uomo di fede, di cultura, un uomo lungimirante, uomo di fadia, di lavoro, non si è mai sparagnato, nonostante come cosa vinto la sua età avanzata, è sempre stato un uomo di grande speranza. Ha impegnato la sua vita per combattere che rubas che non sono secondo la volontà del Signore e soprattutto in quel periodo la corruzione, l'arroganza, la prepotenza. E non l'ha mai usato per un suo fin personale, la sua fama, il suo potere. Ha rifiutato entra dal suo governo che il stile di vita che noi conosciamo con la parabola che si dice il nepotismo. Perché all'era scomodo, non pleava la schiena denanti su, non ma denanti al Signore. Non piaceva perché all'era un uomo che faceva intriga. Perché l'ha data la sua vita come a nostro Signore, che vi ha riguardin dal Corpus Domini. Domandin al Signore che l'esempio dal Beato Bertrand possa continuare a illuminare la strada di tutti, di questa Iglesia locale, dai nostri pastori e dai nostri amministratori. Che il sangue dal Beato Bertrand albagni ogni semencia di ben e ogni nostro buon proposito.